Anche questa volta avevamo ragione, questa è l'esclamazione di Maria Amica Agrigento, l'associazione ambientalista capitanata da Claudio Lombardo in seguito al sopralluogo dell'ASP di Agrigento nei centri di stoccaggio per la raccolta differenziata individuati dall'amministrazione comunale. Gli uomini dell'azienda sanitaria provinciale hanno riscontrato difformità e quindi chiesto al sindaco di trovare siti alternativi e soprattutto vietare in quei luoghi il deposito e il transito della frazione umida e organica. Negli scorsi giorni Maria Amico aveva segnalato situazioni a rischio per la salute pubblica e per l'ambiente nei due centri di stoccaggio temporaneo individuati dal comune di Agrigento, al villaggio Mosè e a Fondacazzo. L'associazione ambientalista Maria Amica Agrigento aveva chiesto la revoca dell'ordinanza. Non vi era traccia di alcuna autorizzazione e aveva parlato di scelta dissennata. La polemica nasce dal fatto che le due aree sorgono in zone frequentate dalla popolazione, la prima nel centro del villaggio Mosè, dentro il vecchio campo di calcio a pochissimi metri dalle abitazioni, che invece di essere ripristinato viene adibito a discarica. L'area in questione era già stata individuata anche nel piano di protezione civile come area di accoglienza durante gli eventi calamitosi. L'altra è quella di Fondacazzo nel parcheggio del Parco dell'Addolorata che rappresenta l'unico polmone verde della città.